Rivas. Programmi della giornata. Beh, guarda, ho concluso diciamo 2 lavoretti portati a termine che mi hanno dato molta soddisfazione, quindi sono molto contento sotto quell'aspetto. Allora, sta bollicina qua, tutte ste cagate dovute al fumo, e appunto da gestire adesso tutta questa voglia di fumare. In questo momento non ho la botta forte perché ho appena ciucciato una caramella e dopo niente, riprenderanno le scene da Trainspotting. Adesso faccio un saltino qui dal dentista proprio per questo discorso della bolla, che secondo me è sì una cavità di un'ex radice, no? Il dente è stato chiuso, tutto quello che vuoi, però col fumo probabilmente il fumo, non essendo un materiale ma essendo diciamo un fumo, riesce comunque a entrare, fa infezioni eccetera. Quindi vabbè, io comunque ho l'antibiotico per le placche che ho in gola, che dovrebbe buttare giù sta roba, però ho detto facciamola spurgare invece di, cioè facciamola tagliare direttamente sta roba, già che sono qua al dentista. Dopodiché, proprio perché sono in zona dentista, vado a dormire, diciamo a parcheggiarmi, a vivere oggi fuori da uno dei McDonald's qui della zona, che ha un bel parcheggio col parchetto, diciamo, quindi io là sto tranquillo, isolato. In più stasera patatine fritte, non sei una roba da poco le patatine fritte. Sì, so, mi dirai tu, anche la patata in generale non è cosa da poco, sì, ma per uno che diciamo non le mangia spesso, do patatine fritte, anche se quelle diciamo del sacchetto, anche se quelle del McDonald's, che è proprio la roba peggio di questa terra, però una volta ogni morte del papa, cazzo. Detto da uno che fuma, insomma, può permettersi tante robe dopo aver smesso di fumare. Ah, ma hanno anche tagliato l'alcol, ma devo avertelo già detto, vabbè, insomma, che sia tanto un problema, anche perché l'alcol a me, cioè il vino mi fa venire voglia di fumare, idem se vado a bere una biretta, un amaro, quindi assolutamente sì, in ogni caso dovrò toglierli. E poi sto McDonald's Italia è a 5-10 km dal falegname, quindi speriamo bene insomma che domani si possa iniziare. Oggi è venerdì, domani è sabato, dopodomani sarà domenica, dopo ancora lunedì. Nel frattempo sì, sei sempre dietro alle quinte, stavo girando la recensione di sto frighetto, cazzo figata, mi è arrivato a meno 10 subito e a meno 11 adesso ci mette un po' di più, non so, vabbè, dopo il dentista lo spengo, vediamo quanto è arrivato. L'avevo impostato a meno 20, ma vaffanculo, cioè mi interessa vedere la temperatura, quanto ci mette, anche perché un congelatore è a meno 20. Congelatore normale, boh, non so. Questi sono 3 euro circa buttati, è un profumatore per ambiente alla vaniglia, che se tu gli stai attaccato è vero, profuma, è anche buono, ma l'ambiente è col cacchio che te lo profuma. Quando entri in camper col cacchio che senti che sa da profumo la vaniglia, e sa da canna e sa da CP. Ah, Italia, di per contro la modifica che ho fatto, vedi, ai cosi, no, agli oscuranti, è al fatto che non è che li pieghi benissimo, quindi secondo me un giorno con calma, una roba alla volta, magari posso fargli tipo una cordicella che si aggancia con un ganzetto là, in modo che loro stanno in piedi incassati lì e con la cordicella non cadono e non vanno in giro, hai capito? Così mi occupano poco spazio, stanno dentro sta area qua, e qua avrò tutto libero per il drone, quella cassettina là e 2 o 3 robe appoggiate a caricare, insomma. Dopo sì, no, posate e metto dentro i cassetti, sì, no, preoccupate. Niente, 14:38, deve essere troppo presto, il dentista deve ancora arrivare, quindi ci facciamo un giretto in skate a San Donato di Piave. Late nights on a long road, Ojala Woods and Miichi Laito, chasing rainbows that could lead me to that gold. Cloud tobacco, but clearing my goals. Unite, hook, goal, baijo. Learn to bring the heat because this world is ice cold. Tide or the ring, got bien sound like a psycho. I'm just trying to pedal raps and break out of the cycle. Ay. Flames in the wintertime, grilling them every day, so you know it's dinner time. Wow, persino l'oratorio è chiuso per il discorso coronavirus. Devo andarmi a prendere le caramelle, costavano meno. E ciò, cosa ci fai tu che sei anche un cimice China? Dai, maledetto, porco cane, vai fuori alle palle. Dove sei andato? Dove sei andato adesso? Cazzo, io non voglio inquilini, cioè sto così bene da solo, non voglio nessuno a parte il CP dentro qua. Dove cazzo è andato adesso?
Ma porca della sua troia. E spaccami. Che poi sti merda di cimici infami cinesi praticamente sono più svegli dei nostri, cioè non li becchi più. Ma cazzo sarà andato adesso a nascondersi? Maledetti, cioè ti scappano, si nascondono, sembrano boh, che hanno proprio tutta un'altra genetica proprio. CP, dove abiteremo oggi? A K? O a K? O a K? Così hai visto il gatto? L'ho visto anch'io il gatto, sì. Quello arancione? Eh sì che è passato, quello arancione. L'ho visto? Sì. È andato di là. Wow, bellissimo il tramonto in casa Singano, però Singano non c'è. Singano sta passando la crisi d'astinenza da fumo e quindi niente. Alessia ha già capito tutto, infatti non mi scrive, non mi dice vieni qui, e sa già che meglio niente, mi parte il nervoso, quindi niente, non faccio video, non faccio niente. Adesso invece sono nella parte depressione. Vado a deprimermi nel mio divanetto. La parte fame chimica è già passata. Vai. Bravo CP, avverti anche tu i miei nervosismi. Ah, li avverti. Wow, per quanto diciamo stia superando, no? Un attimo queste crisi di astinenza da nicotina, ma guarda che sono di quelle botte ben diverse dall'altra volta, cioè più potenti, cioè il nervosismo molto più acuto, la bestemmia ultra facile, infatti non ho commentato, ho il telefonino lontano, insomma, ecco, quindi social network e cagate del genere che mi stiano ben distanti. E niente, porca troia, le allucinazioni, vabbè che stavo facendo una mezza penichella, cioè mi sveglio, guardo davanti e nel vetro davanti vedo tipo un ragnone, ma di quelli tipo da Amazzonia, cioè quelli larghi 2-3 spanne, cioè, hai capito? Roba, boh. E dopo sono stato non so quanto qua, nella dinetta, a pancia in su, così, coi piedi sopra il lavandino, cioè posizioni proprio, altro che yoga, a guardare la luna, a osservare la luna, e niente, non mi diceva un cazzo. Eh sì, perché le sono state attribuite infiniti romanticismi, no? Nel senso originario del termine, fino all'antichità a sta luna. E io in questa visione un po' così, da carenza di nicotina pesante, ho detto, ma una sorta di gioco di luce nel cielo, no? Non l'ho pensato così, ma l'ho visto così e basta. Poi addirittura il mio cervello, non stanco del ragno amazzonico che si è immaginato, almeno spero insomma se l'abbia immaginato, perché sarebbe brutto avere un ragno così dentro in camper, ha detto ma aspetta che mi metto a riflettere sul terrapiattismo, e anche lì pensando un po', no, a ciò che può essere vero, non vero, eccetera eccetera, e se ne è uscito con una verità veramente assoluta della serie, ma a me che cazzo me ne frega? E io credo sì che lì si girava sostanzialmente il tutto. È brutta sta situazione in Italia, perché fidati, guarda che devi essere un gran fumatore e smettere di colpo per capire, no? Per capire più che altro che Singano non sta esagerando. Perché quando arrivi un attimo a queste specie di momenti, no? Di autoconvinzione, no? Che stai bene, inizi a apprezzare il respiro, la circolazione, no? La mente, anche perché sì, la circolazione e soprattutto il cervello, tutti quegli stimoli diversi che riceve, gli fanno dare una diversa interpretazione del mondo e delle cose, ma non diversa interpretazione nel senso che prima una cosa credevo fosse così, dopo la credo colà, no, c'è proprio uno stato d'animo completamente diverso nel vivere le cose. Bisogna provarlo Italia, dai, che sennò sembra che sia un strafattone, dai Italia, dai. Vabbè, andiamo a prenderci un po' di patatine.
una bella Coca-Cola da litro al Mac, che quelli però di sicuro, quelle cagate ti alzano non poco la voglia di fumare, che io sto informando un po' anche sempre sull'internet, no? Su quali possono essere i cibi che ti tolgono la voglia di fumare, no? E sai che leggere sull'internet è sempre una cosa molto molto pericolosa, però partendo dal presupposto che tu ascolti e basta, poi fai di testa tua, esperimenti senza essere troppo condizionato, no, da quello che hai letto, no? Sperimenti da te e ne vedi i risultati, no? I cambiamenti delle cose, e leggo comunque sempre tipo 10-15 siti. Se 10-15 siti, che ovviamente non si sono fatti copia e incolla tra di loro, dicono che l'insalata e le carote servono a parte spurgare, ma abbassare la voglia di nicotina, idem anche la liquirizia e altre due robette che adesso non mi ricordo, capirai che probabilmente un filo di verità, o comunque le indicazioni per una strada da percorrere, forse quello c'è. Comunque aspetta, io continuo a stare a casa che fa freddo, sì. Mamma mia, non sono mai stato così sparagnino, perché se ci rifletti bene, no? Allora, c'è acceso il riscaldamento, è vero che è al minimo, ok, però vabbè, ho acceso il riscaldamento. Ho un po' di freddino, cosa faccio? Non è che alzo il riscaldamento, no? Tiro le tende, ma è un po' assurdo, cioè assurdo, va bene, però se ci penso una volta nella casa vecchia, cioè a freddo alzi la stufa, non è che tiro giù le persiane perché entra meno freddo dalle finestre, hai capito? Però effettivamente sì. CP, ecco, mi ha risposto con un colpo di coda, tipo gli spiriti quando fanno le sedute spiritiche. Se ci sei batti un colpo, attento. CP, se ci sei batti un colpo. No, se ci sei batti un colpo non te lo caga troppo, però quando dici CP, quanti colpi, CP, tanti colpi, amore bello, grazie che mi supporti con i miei sbalzi di umore, ma soprattutto che non mi rompi il cazzo, perché se uno ha i coglioni girati, cioè tu non è che vieni da me a rompermi i coglioni, a dirmi fai qua, fai là, o che cacchio ne so io, hai capito? O che ti metti, diciamo, contro, no, ogni mia affermazione che posso buttare fuori, e contro le mie idee, eccetera. No, tu sei un CP, tu vivi della mia presenza come io vivo della tua presenza. Sì, e anche delle scatolette, sì. Buona ciapona, buona figa, bella. Mamma mia, io spero che non capiti nessuno che vuole smettere di fumare a guardare il mio canale, perché sennò è grave, poretto. Cioè, sto qua si trova, nel senso Singano, che ha provato a smettere di fumare più volte e non ce l'ha fatta. Poi ti fa tutti sti trip mentali, che dove lui vede le allucinazioni e tutto quanto, dice porca troia, no, vai mona, io resto a fumare, anzi mi faccio anche 2-3 ceppetti. Vabbè dai, che cacchio ti devo dire, cioè io ti sto raccontando quello che sto provando. D'altronde quello di Trainspotting ti ha raccontato che lui vedeva il bambino che camminava sopra il soffitto e poi gli cadeva addosso, io almeno vedo il ragno, cioè se anche un femango schifoso, il ragnetto dell'Amazzonia, cioè il ragnetto del ragnone dell'Amazzonia che stava là nell'angolino e faceva le sue cose, comunque stava nel suo angolino, insomma è stento il suo, quindi sì, CP, scusa, è là che gli dà le testate al cavo, come per dire toglilo ai coglioni. Notavo di me stesso, so che non può non interessare assolutamente a nessuno, che la voglia di fumare c'è quando c'è ogni piccola sorta di, passami il termine, cambiamento. Tipo, io adesso devo andare al Mac a prendermi le patatine. Il fatto che mi sposto da questo star seduto e tranquillo, no, e vado a piedi fino a quel posto lì, mi accende una voglia bestia di fumare. Se stavo fermo qui, ma non so, mi mettevo a lavorare tipo a dei siti o cose del genere al computer, mi si accendeva la voglia di fumare. Se invece continuavo a stare fermo lì a fare quello che non stavo facendo quando ero riuscito a spegnere questa voglia di fumare, non mi veniva voglia di fumare. Io spero di essere stato abbastanza chiaro, spero tu non prenda paura, non faccia sogni strani stanotte di bambini che ti cagano addosso o dei ragneti del Madagascar. Ecco sì,
No, aspetta, com'era? Aspetta, provo a ricordarmi. Così? No, cioè l'immagine è quella là di Trainspotting. Porca miseria. Che ci sto anche ragionando su, no? Perché ti arrivano ste sberle qua, ti ricordi come nelle puntate vecchie, no? Che io avevo provato, no, a vedere sto discorso qua. Cos'è sta voglia di fumare? Dicono è una cosa psicologica, è un'abitudine, sto cazzo. Tu dici, Singano, sei dopato? Non lo so, è una cosa simile. La dopamina è un neurotrasmettitore che è una schifezza praticamente che abbiamo nel cervello, che serve a in qualche modo gratificare alla fine, dando quel senso di piacere quando tipo impitoniamo, quando mangiamo, beviamo, eccetera eccetera, no? E la nicotina, no, crea questa stretta correlazione con questo neurotrasmettitore, questa dopamina, no, che non è che noi fumiamo per piacere, no? Praticamente crea un disagio da astinenza quando noi abbiamo un tot di nicotina in meno nel sangue, no? E allora lì la sta cacchio di dopamina ne richiede di più, no? Perché è quello a cui era abituata. E quindi sì, siamo un po', cioè sì, io sono un po' come gli eroinomani, per quello mi ci rivedo molto spesso con il tizio di Trainspotting, cioè non solo perché siamo magri come un ramo secco tutti e due, ma proprio per questa struttura della dipendenza che ovviamente tra eroina e tabacco capirai che sono due cose, tu mi dirai, molto diverse. No, allora sotto il punto di vista, diciamo, dell'effetto, sì, l'eroina è molto più pesante del tabacco. Sotto un punto di vista morale o legislativo, certo, l'eroina è vietata, il tabacco inspiegabilmente è legale. In termini di danni, siamo lì, insomma, vedo quanta gente che muore di cancro, di ictus, di quello e di quello, no, e di quell'altro col tabacco, hai capito? Quindi ne hanno fatti di milioni di morti nel mondo, insomma, voglio dire. Però strutturalmente parlando, la dipendenza è quella. Ossia, tu non è che prendi sta roba per star bene, sta roba dopo la prima volta che l'hai presa, che è entrata nel sangue e ha innescato sto meccanismo, ti crea una situazione di misto star bene, normalità. Poi quando queste sostanze vengono a mancare ti crea la situazione di disagio, di mancanza, hai capito? E quindi tu vai avanti per compensare questa situazione di mancanza. Hai capito? Detto così sembra anche tutto facile, mentre provato, cioè tipo in questo preciso momento, per carità è già il secondo giorno che non fumo, noi sai l'altra volta almeno eravamo arrivati a 2 settimane, vabbè, però insomma ti sto descrivendo il momento perché sembra tutto facile, no? Magari uno ha i ricordi un po' confusi di quando ha smesso di fumare lui, o piuttosto uno non ha mai fumato o non ha mai smesso, quindi ti ripeto, può sembrare... Cavolo, ma arriva come ridere la gente qua a funfatare in Camporella, io non me ne accorgo, guarda, 1 e 2, no, quelli stanno parlando perché la testa della tipa è sempre su, non è mai scesa un attimo. E quelli là, un po' più in Camporella, non lo so, dopo andiamo a vedere. Hai capito, insomma? No, io no, me l'ho fatto perdere il discorso. È vero, io adesso sto analizzando me stesso, no? Che a me piace tanto ascoltarmi, analizzarmi, fare esperimenti. E io non è che proprio... ho voglia, diciamo, della sigaretta, del tabacco. Io ho bisogno, no? Mi stavo un attimo analizzando per benino. Trombate in silenzio che sto facendo una riflessione abbastanza complessa. E io ho bisogno, cioè sento proprio aver bisogno di soddisfare una richiesta fisica, ma non necessariamente con la sigaretta, solo che arrivati a quel punto, io adesso che non ho il tabacco dietro, non ho niente, dico, ok, ma con cosa la soddisfo? E allora lì ti dicono le caramelle, eccetera, eccetera. Secondo me è una mezza cacchiata. Mezza però, non completamente, perché la caramella non ti dà, o la frutta secca, eccetera, eccetera, non ti dà assolutamente quel senso di compensazione, ma ti fa perdere tempo, perché tu intanto vai a cercare la caramella, mangi la caramella, provi a concentrarti se la caramella funziona, eccetera. Nel frattempo la botta di astinenza, la crisi di astinenza, che di solito durano tipo un attacco di panico, insomma non è che durano chissà quanto, prende e se ne vai, capito? Sì, ti senti anche, per carità, ripeto, un po' una piccola depressione, perché forse l'avevo già detto anche in passato quando provavo a smettere di fumare, in fondo è, indipendentemente da ciò che è nella realtà, ma quello con cui ti si presenta a te è un bel appagamento.
cioè dopo aver fatto la mangiata, dopo il caffettino eccetera, la sigaretta, cioè proprio era un po' uno stimolo a vivere, cioè perdonami queste parole pesantissime che tutti si rifiutano di mettere sul tavolo, però ragazzo, almeno ragazzo fumatore, ragionaci su, no? Non è in fondo, per quanto sbagliato possa essere, una piccola ragione di vita, uno piccolo stimolo per alzarsi dal letto, fare eccetera, no? Hai capito? Un po' come la bella mangiata, la trombatina eccetera. Se uno perché cazzo vive a fare, hai capito? Per carità, stiamo parlando comunque di un accessorio di cruciale importanza che sta nel nostro cervello, che è questa dopamina. In questo contesto appunto viene stimolata continuamente, spesso dal tabacco, e quando poi uno probabilmente smetterà di fumare, io adesso non lo so perché fuma quando avevo 15 anni, quindi che cacchio si ricorda, probabilmente non ne ho la minima idea. No, due lesbicone erano. Cavolazzi, anche tope, un po' teenager, ma tope, loro sono state là a ciacolare un'ora in macchina. Ah sì, adesso guarda di qua, sorride, no, va via, va via, va via. Primo la Alessia mi incula, secondo è brutta, terza è teenager. Brutta e cattiva, si è accesa la sigaretta con la sua amica davanti a me, davanti al mio camper. Che se gli mollo il CP non fa neanche un cazzo, cioè, se fosse un gatto anche sì, ma no, non guardare Yuri, non guardare. Sì, ma non potete fumarmi davanti, almeno quelli là mi trombano davanti, allora vedi là i movimenti strani, occhio. Sai che bello, magari vai a cattare sull'amorosa e dici dai, dove andiamo a trombare al McDonald's, dai, andiamo a trombare nel parcheggio del McDonald's. Sai che può sembrare una parola un po' particolare, un po' pesante, no? Però è un po' come morire e rinascere una persona diversa, perché io dico e penso spesso, no, che sono straconvinto che la mia vita è stata un susseguirsi di morti e rinascite, no? Morti e rinascite nel senso che muore un personaggio, ossia un individuo con la sua mentalità e le sue abitudini, e ne rinasce un altro abbastanza nuovo e diverso al posto suo, no? E questo fumare, guarda che ragazzo, non è cosa da poco, insomma, è un po' un aggrapparsi con le unghie alla vita precedente. Non vuoi morire a queste abitudini, a questi, chiamali vizi, insomma, no? Queste dipendenze. Un po' anche là lo stronzetto del Krishnamurti, no? Mi è stato un po' sul cazzo anche su quello, no? Perché lui tratta, cioè fa sentire un po' la gente cacchina della serie, ma come cazzo fai a non arrivarci su sta roba, oppure ma come cazzo fai a non riuscire a smettere di fumare, della serie se non riesci a smettere di fumare come cacchio pensi di arrivarci su altre cose. Ma grazie della considerazione. E quindi insomma vabbè. Spero che il nuovo singolo, se ci sarà, perché non posso continuare a vivere così, io il tabacco non lo tengo bene, mi dà appunto quegli attacchi di panico, mi crea i problemi in gola, fiatone, tante robe purtroppo. Però nel contempo sarà che vabbè sono proprio in piena crisi di astinenza, ma devo montare un video, no? Tanto ho detto sono qua stasera senza fare un cazzo, e anche cos'è oggi? Venerdì sera ho detto vabbè che non lavoro, no? Perché io mi sono fissato, salvo emergenze, diciamo che io il sabato e la domenica non lavoro, no? E ho detto porca miseria, non ho la voglia proprio di montare il video perché ho sto nervoso, non ho neanche la voglia di fare i video, ho solo voglia di fare un vlog alla cacchio, ripresa fissa, dove io descrivo cosa sto vivendo in questo momento, che è una cosa, se ci pensi, anche abbastanza importante. Certo, so che è assolutamente di scarsissimo interesse, sai quanti chiuderanno sto video, ma ci mancherebbe, ma pure io l'avrei chiuso, cioè sei te che hai qualche problema che continui a vederlo perché purtroppo c'è questo deficit dell'attenzione che non ci consente di prestare attenzione a una cosa statica, ossia a un discorso che gira attorno allo stesso punto, piuttosto che a delle riprese. A proposito del deficit dell'attenzione, è venuto il cimice che mi ha distratto, delle riprese che sono sempre quelle, no il cimice è fuori i coglioni, e quindi così, niente, priorità il cimice. Quante bestemmie che ovviamente censurerò, per carità, ovviamente, ma
dopo mi sveglia stanotte, quante bestemmie, quante, dai, mamma mia, ma primo, come cacchio ha fatto a entrare, primo, secondo, cioè non so, vabbè rivolerà verso la luce, ma mamma mia, ecco, il mio nervoso è tale che tu adesso non sai cosa fare io a quel cazzo di cimice, primo perché mi ha interrotto il discorso, secondo perché odio avere cimici dentro in casa. Mamma mia, finalmente sono riuscito a sfrattarlo, cavolo, non hai idea di quanto, se la mia voglia, allora, nella scala di beep beep ho voglia di fumare, no? Va da non ho voglia di fumare a beep beep ho voglia di fumare, no? Quindi tieni conto, non so, questi 10 gradini. Dopo il cimice è andata proprio fuori dallo schermo, cioè il livello proprio non lo puoi neanche, mamma mia che nervoso ragazzi. E vabbè, il cimice sono riuscito a buttarlo via, però notavo, vedi che siamo in piena emergenza psicosi del coronavirus, no? Il perché io credo che le persone intelligenti già lo sappiano, ossia, beh, è comunque una cosa intelligente fare prevenzione, isolare, eccetera, eccetera. Secondo me può anche andare bene questa sorta di allarmismo, anche se particolarmente esagerato in alcuni contesti, però vabbè, può andare bene perché prevenire è meglio di curare. Quello che a Sigano fa arrabbiare è che ci sono cose molto più gravi, sia malattie che comunque decessi per altri tipi di malattie, infezioni, no, che si prendono negli ospedali, eccetera, di numeri infinitamente superiori a questo coronavirus, hai capito? Quindi è quello che mi preoccupa della nostra società, cioè va bene preoccuparsi di sto cazzo di coronavirus, eccetera, ma che fa, non so, 100 morti e fregarsene completamente di un'altra cosa che ne fa 80.000. Quindi dici, cazzo, ma siamo scemi? Sì, un po' siamo scemi, sì, un pochino dai. No, il discorso si collegava al fatto che per questo discorso della psicosi, no, che puoi entrare in posta uno alla volta, eccetera, eccetera, no? E dopo però nel bar puoi stare in 20 contemporaneamente, tutti ammassati, cioè quello è bello, mi fa impazzire. Praticamente al McDonald's c'erano tipo 2 tavolini, 3 tavolini, era tutto deserto, sembrava tipo quei film, no, ambientati a Chernobyl, no? Dove anche quei tavoli, touchscreen, dove c'erano i giochi dei bambini, tutto deserto, tutto vuoto, figo. E difatti la gente, le coppiette, non tutte vengono a penetrare, a farsi penetrare qui in macchina, no, vengono a mangiare, quindi si prendono il takeaway, tipo come ho fatto io, ma io l'avrei fatto in ogni caso, come l'ho sempre fatto, e se lo mangiano in macchina. Infatti non ho mai visto tutti sti takeaway, era pieno di sacchetti takeaway. Aveva anche un bel coraggio parcheggiare però in parte a Singano qua. Vabbè che adesso Singano c'è anche senza barba, qui che avevi un fiarin curai, un fiantin. No, altre 2 toppe, cazzo è la serata della topa, porca miseria. Non te la inquadro neanche perché tanto non la vedi, però ci sono tutte le toppe teenager che vengono a coppie e si parcheggiano attorno al mio camper. Tanto a me frega niente, primo perché c'ho l'Alessia e secondo, anzi molto più importante dell'Alessia, perché sono incazzato duro per il discorso del fumo. Eccolo! Vai Sigari!